rispondi. Sì? Quando vuoi, Manuel, fagli la domanda. Allora, ma siete gli organizzatori del flash mob di Sassari, che io ho visto un sito molto carino, tra l'altro, che ha coinvolto molte persone. Come vi è venuto in mente di realizzare un flash mob? Fondamentalmente è stata tutta un'idea di Andrea, una sua iniziativa. Ha provato a contattare delle persone su Facebook, lanciando un gruppo chiamato Flash Mob Sassari, e in 4 giorni è riuscito a coinvolgere più di 1000 persone. Poi col passare del tempo, mi sa 2 settimane, abbiamo cercato di organizzare insieme il tutto e il motivo per cui l'abbiamo fatto è stato per noia, insomma, non sapevamo cosa fare, abbiamo deciso, dai, facciamo il flash mob e poi grazie a anche altri nostri amici come Barabino abbiamo mandato avanti la cosa. Senti, il flash mob, quindi, secondo voi che l'avete organizzato, è una rottura rispetto alla noia, cioè è un gioco oppure è un modo di manifestare un nuovo modo di concepire la società? Allora, dipende. Diciamo che dal nostro punto di vista non aveva uno scopo politico se non quello di divertirci o in qualche modo di far divertire gli altri. È stato, diciamo, più, come ha detto Roberto, uno scopo per noi, mettiamo così. Il flash mob non deve avere scopo di lucro, deve essere apolitico, aconfessionale, non ci deve essere la forma di protesta per essere un vero flash mob. E voi siete riusciti a farlo, nel senso che era senza connotazione politica, non era una protesta, era proprio gente che spontaneamente ha partecipato a questo flash mob, giusto? Sì. Esattamente, cioè noi l'abbiamo fatto esclusivamente per fare qualcosa di nuovo, per divertirci, visto che qua non succede mai niente, e poi anche dal mio punto di vista, visto che siamo 5 anni che facciamo cortometraggi e li mettiamo su internet, pensavamo che questa poteva essere un'occasione per diffonderli, insomma, una specie di pubblicità, qualcosa del genere. Senti, voi l'avete organizzato questo flash mob? Non avete mai partecipato a un flash mob? Assolutamente no, No. diciamo è stato tutto, eravamo autodidatti, abbiamo utilizzato internet, abbiamo chiesto dei consigli ad altre persone, però abbiamo fatto, diciamo, tutto da soli, non abbiamo mai partecipato a nessun altro flash mob. È stato molto improvvisato, insomma. Siete i pionieri del flash mob in Sardegna, non ce ne sono stati altri. C'è chi Di dice... questo tipo probabilmente non ce ne sono mai stati, però ho sentito dire che ne hanno fatto alcuni di diverso tipo in bicicletta, penso, cose del genere. Comunque, Flash Mob Frozen forse è il primo a Sassari, addirittura in in Sardegna. Sardegna. Senti, lo sapete che adesso i pillow fight, diciamo la guerra dei cuscini e i gavettoni non fanno più parte, non vengono più classificati come flash mob, no? Tipo anche la... Freeze, sì. Tra quelli che avete visto su internet, qual è secondo voi quello più divertente che avete visto di flash mob? Forse è quello, ne ho visto uno dove ci sono delle persone che si vestono da rane e praticamente passeggiano per strada con dei bastoni, mi sembra, che è molto strano perché non, c'è una cosa proprio fuori di testa. Per quanto mi riguarda, Avete organizzato il flash mob a Sassari voi? La trombetta chi la suonava? Andrea, la suonavo io. E poi tu Andrea, mentre tutti erano fermi, quanto durava? 10 minuti? No, la durata del flash mob era circa 3 minuti, quindi ho suonato la prima tromba alle 18:30 come era prestabilito e alle 18:33 ho suonato il secondo suono che diceva a tutti quanti che dovevano tornare a riprendere la posizione comune. In quei 3 minuti tu che cosa hai fatto? Io sono rimasto col braccio teso, come mi sono congelato anch'io insieme a tutte quante quelle persone. E mentre eri congelato che cosa pensavi? Pensavo... Che passava, guardavi gli altri, cercando di capire quali erano le loro sensazioni. Hai Sì. vissuto quei 3 minuti? Che cosa hai pensato in quei 3 minuti? Stranamente, perché stanno passando così in fretta? Questo è stato il primo pensiero che mi è venuto in mente. E il secondo, senz'altro, il silenzio surreale che si è creato, perché c'era una grande folla, quindi un sacco di gente che parlava e faceva chiasso. E dopo quel suono, un silenzio totale. E quello è stato forse la parte che mi ha colpito di più. È stato emozionante per voi? Abbastanza. per me è stressante. Stressante, Emozionante, però dopo che era finito è arrivato l'emozione, mettiamola così. no, il peggio è arrivato dopo. E poi la gente, i commenti, che cosa vi hanno detto dopo? Sono arrivati naturalmente tanti complimenti, tanti ringraziamenti, però poi sono arrivati anche naturalmente le critiche
ben accette, però comunque sono sempre rimaste delle critiche fatte da persone che hanno sempre qualcosa da dire, però non hanno mai fatto niente per cambiare le cose, mettiamola così. Diciamo che sono critiche fatte con cattiveria, non magari per aiutarci a migliorare le cose, perché gli errori sappiamo che ci sono stati, Ma però non possiamo farci niente. siamo stati i primi a riconoscere che ci sono stati degli errori. Quali errori ci sono stati? Ad esempio, inizialmente avevo predisposto 3 segnali principali. Al primo segnale bisognava bloccarsi, qualsiasi cosa si stesse facendo. Al secondo segnale bisognava riprendere a fare quello che si stava facendo e al terzo segnale bisognava applaudire. Purtroppo evidentemente l'emozione era tantissima e tutti hanno applaudito al secondo segnale. Diciamo una forma liberatoria, no? Sì, Applausi. Sì. diciamo così. Senti, chi è che fa secondo voi i flash mob migliori nel mondo? Barabino, Marti. Senz'altro si fanno in America, nelle grandi città, che poi se ne sono fatti... Sentite vicini, il fatto che voi per esempio organizzate dei flash mob, quando avete fatto il vostro flash mob e l'avete messo su internet, vi ha fatto sentire vicino, che ti posso dire, a quelli che l'hanno fatto a Parigi piuttosto che quelli che l'hanno fatto a Mosca? Vi mettono in contatto, cioè è quasi una sintonizzazione globale dei giovani del mondo? Un nuovo modo di mettersi in contatto l'uno con l'altro, un nuovo linguaggio? Ma forse no, cioè l'abbiamo fatto e poi è finito là, cioè siamo stati, cioè personalmente contento per 1 o 2 settimane, poi niente, è passato. Non ho minimamente pensato che questa cosa potesse andare a toccare anche altre persone fuori o non lo so, è finita là. Poi si mettono su internet i flash mob. Come? Perché i flash mob poi finiscono inevitabilmente su internet, non si fanno solo per la piazza, no? Mhm. Si fanno per la rete poi, fondamentalmente. Ma, beh, Per far vedere comunque, io penso per far vedere a tutte quante le persone quello che è successo quel determinato giorno. Cioè, È una documentare la cosa. Documentare la cosa, perché una cosa che è mancata un po' nel... Avrebbe lo stesso senso secondo te o no? no, assolutamente. E secondo me è un tipo di manifestazione, tra virgolette, perché non è una manifestazione, ma un evento che si fa strada tramite internet. Se prima si usavano gli SMS e tanti altri metodi di comunicazione, adesso senza internet secondo me non esisterebbe. Ho capito. Senti, voi avete fatto radunare la gente solo grazie a Facebook o anche con i telefonini? Come avete fatto? Solo grazie a Facebook e poi naturalmente ci sarà stato Passaparola. tantissimo passaparola tra le persone che hanno partecipato. Quanta gente mi hai detto che c'era più o meno? Allora, secondo 527 sui allora, 500. i giornali dicono 500 o più persone, poi però abbiamo sentito altre persone che si poteva toccare anche il migliaio di persone, No, però... forse 1000 persone, sì. Comunque 3000 iscritti nel gruppo sicuri. Sì. Senti, ma e questi che vi hanno detto, vi hanno proposto di far pagare €1 per ciascuno per raccoglierlo magari in beneficenza, erano sempre i vostri amici? L'idea di chi è venuta? No, è stata una persona, che adesso non mi ricordo il nome, che mi ha contattato sempre tramite Facebook e mi ha proposto, diciamo, di fare questa, siccome ero in grado di portare in piazza tante persone, tra virgolette, portare in piazza tante persone, di proporre €1 per partecipare a un flash mob, per poi comunque darlo in beneficenza, però allora là non si parla più di flash mob, ma si parla di qualcos'altro. Non- Quindi tu gli hai detto di no. assolutamente. A parte che non la sapevo questa cosa. Comunque, Mi sono dimenticato di parlartene, però Grazie. ovviamente adesso. lo so. Cosa, scusami, che cosa non sapevi? No, che- No, non sapevo niente di questa storia. penso forse 2 settimane fa, Ah, no? beh. Me l'ho dimenticato. Cioè, dici che adesso Andrea ti dice, beh, potevamo farlo? No, No, assolutamente no, non sono... no, non ci interessa. Il prossimo flash mob l'avete già organizzato? Pensate di organizzarlo o no? Allora, in realtà ci avevamo pensato di farne un secondo flash mob che doveva essere un dance, però poi tra una cosa e l'altra personalmente io ho lasciato perdere perché non ne voglio più sapere di flash mob, perché da quando l'abbiamo fatto io sono un giorno sì, un giorno no che parlo con persone che mi chiedono vuoi fare un flash mob, vuoi fare un flash mob, vuoi fare un flash mob, e io non ne posso più, ci tengo a dirlo adesso, basta, fate di voi flash mob.
Non siamo gli unici che possono farlo, potete farlo anche voi, fate un gruppo e lo mandate a tutti, dite ci incontriamo per fare un flash mob e vedete cosa succede. Quindi noi non sappiamo se ne faremo mai un altro, se succederà ve lo faremo sapere. Innanzitutto adesso lasciamo passare un sacco di... Quindi c'è molta richiesta di flash mob. Sì, adesso che la porta è stata aperta, la gente conosce quello che è stare in una piazza, facendo qualcosa, che sia anche una cosa stupida come è stato bloccarsi per 3 minuti, però facendo sempre una cosa insieme a persone che non conosci, ti fa in qualche modo sentire uniti, un nuovo tipo di divertimento, che poi alla fine non è niente, però per me è un nuovo tipo di divertimento. E quindi c'è molte... Per rompere la quotidianità della giornata, la Sì. ripetitività della propria vita anche. Sì, senz'altro. E poi anche il divertimento di vedere le persone che sono ignare a tutto, che cosa sta succedendo. Molte persone... Mentre Andrea era con la trombetta, tu che cosa facevi? Io facevo le riprese. E tu come l'hai vissuti invece quei 3 minuti mentre riprendevi? Ma sono passati velocemente, mi è sembrato un minuto. Ovviamente stavo cercando di riprendere più cose possibili in poco tempo. Ovviamente non ero da solo, avevo anche altre persone che mi aiutavano in quel momento. Avevamo 5 camere, mi sembra. Ne avevamo 4 giù e una dall'alto che riprendeva praticamente tutta la folla. Ci siamo divisi un pochettino, abbiamo cercato di riprendere le cose più interessanti che vedevamo in quei 3 minuti, però vi assicuro che sembrava un minuto o anche di meno, tipo 27 secondi. Ci sei ancora? Sì, sì, sì. E per te quindi il tempo come passava? Velocemente? Sì, sì, molto velocemente. Senti, lo sai che dalle regole del flash mob c'è scritto di non parlare con la stampa? Tu stai violando una regola del flash mob. Ah, Non ti volevo più fare? ma io non so assolutamente niente dei flash mob. Io ho fatto insieme ad Andrea una cosa. Di Sassari. Come? Hai organizzato il più grande flash mob della Sardegna e adesso non ho detto niente. Io ripeto, è successo tutto per caso. Cioè, noi comunque, ripeto, è successo perché Andrea ha fatto un gruppo. La gente ha detto che bello un flash mob. Lui mi ha detto mi aiuti a farlo. Io ho detto ok, ti aiuto a farlo e l'abbiamo fatto. Poi, se non si chiama flash mob, Andrea in violazione delle regole del flash mob. vabbè, abbiamo tutti e due violato le regole. Abbiamo Quindi più da adesso in poi, volte. se qualcuno ci dirà qualcosa, ci dirà non è un flash mob, noi lo chiameremo quit, non lo so, qua qua qua. Il primo qua 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 a Sassari, non lo so. Molti hanno parlato anche di... La cosa che è bella. Oppure voi dovete rispondere secondo le regole con dei nonsense. Cioè se qualcuno vi chiede che cosa stavate facendo, voi dovete rispondere con delle risposte senza senso. Per esempio, che cosa potreste rispondere? Che praticamente avevamo una tromba che era in grado di fermare il tempo e tutti quanti si sono bloccati. E noi non ne abbiamo colpa perché non sapevamo che questa tromba poteva bloccare il tempo. Mi pare meraviglioso, vi ringrazio moltissimo. Un bacio. Grazie a te. Anche a te, man. In onda. Ok. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Se altra cosa vi venga in mente, ditela tranquillamente. Ah, visitate il sito www.youtube.com/apocaloso27 se volete vedere il flash mob e non solo, perché i flash mob fanno schifo. Andate a vedere i miei cortometraggi e quelli dove recita Andrea. Va bene, un bacio. Non mandarla in onda questa. Manuela, quando vuoi. Allora, voi siete gli organizzatori del flash mob di Sassari. Come vi è venuto in mente? Vai tu? Allora, tutto diciamo è stata un'idea mia. Esattamente qualche mese fa stavo guardando su internet e mi era parso di vedere su internet, su YouTube, esattamente qualche video particolare e ho capito che si chiamavano flash mob. Allora ho pensato di portarlo qua a Sassari e ho iniziato a... È caduta la linea? Mi sa. Grazie a Dio perché stavi dicendo una Che marea di stronzate. Voi siete al corrente delle regole che regolano, diciamo, il flash mob, nel senso che bisogna, ci deve essere una
confronti delle forze dell'ordine se dovessero chiedere documenti, che non deve avere appartenenza politica e religiosa, tutta una serie di norme Sì, che si certo. trovano su internet. Sì, certo, pensa un po' che ci hanno chiesto anche, siccome eravamo riusciti a coinvolgere tante persone, una persona mi aveva anche chiesto, ma se noi chiediamo 1 euro a tutte le persone che vogliono partecipare, per poi sempre darli in beneficenza, però abbiamo deciso di non accettare appunto perché non deve avere nessun tipo di scopo di lucro, politico o di qualsiasi altro scopo che non è quello confondere le persone che circondano quello che è l'azione del flash mob e mi sono intrippato. Fa niente. Vabbè, Ti fa la domanda. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, no, no. Taglio io, non ti preoccupare. ok.